Evidentemente non è un risultato raggiungibile in questa legislatura, quindi è molto importante che nella prossima legislatura ci sia un'iniziativa forte sull'autonomia. Non crede nell'obiettivo di chiudere l'accordo per l'autonomia del Veneto in questa legislatura, il leader di Energia per l'Italia, coalizione di centrodestra che si è presentata oggi a Treviso. Tanti volti storici della politica e non solo di Marca, per lo più in cerca di una casa comune al di là di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. E se il tema dell'incontro era giustizia e legalità, inevitabilmente si è toccato anche il tasto dell'autonomia, con il voto storico dei Veneti che come una valanga potrà cambiare l'Italia. Ripensare al nostro sistema istituzionale sull'onda di questo esito referendario e quindi avere un'assemblea costituente che ricostruisca e riscriva la Costituzione. E se sotto il profilo politico l'autonomia è già un fatto inevitabile, su quello economico invece è tutto ancora da definire. Penso che sia stato sbagliato da parte della Regione fare una forzatura votando pochi giorni prima della trattativa una legge che in qualche modo condiziona il Presidente Zaia a un certo tipo di negoziato, perché in quella legge ci ha messo sia quanti soldi vuole sia il numero delle autonomie, tutte 23. Credo che su questo bisognerà che la stessa Regione indichi delle priorità. Vice Ministro dell'Economia che sottolinea come in realtà la fiscalità di fatto ritorni al Veneto. Voglio ricordare che praticamente siamo già quasi gli 8 decimi, perché i veneti versano 77 miliardi e ne ricevono circa 60 e quindi siamo già di fronte ad una redistribuzione. Su questo bisognerà fare i conti precisi.